Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai, 1001 sostegno. Questo è il titolo della trasmissione di questa sera. Come avrete capito parliamo del decreto sostegni bis, una manovra da 40 miliardi di euro che deve ridare impulso alla nostra economia, aiutare i tanti imprenditori, imprese, partite IVA, lavoratori che stanno uscendo pian piano da questa terza ondata di pandemia e si avviano proprio alle riaperture, perché fortunatamente dal 1° giugno la nostra regione dovrebbe entrare in zona bianca e questo significa anche minori restrizioni, attività tranne le discoteche praticamente tutte aperte. Il mondo del lavoro e dell'economia si rimette fortemente in moto, però è stato duramente colpito in questi mesi, cassa integrazione, aziende chiuse, ferme, produzioni bloccate e quindi naturalmente c'era bisogno di un grande sostegno. Il governo, il Consiglio dei Ministri ha varato questo decreto sostegni bis che dovrà appunto dare nuova linfa alle nostre imprese, però è un documento molto grande, molto importante. Noi, giocando sul fatto anche del titolo 1001 sostegno, che ricorda un po' 1001 notte, dobbiamo dire che sicuramente le notti sono state parecchio animate degli imprenditori, dei lavoratori appunto che stanno cercando di capirne di più, ma anche soprattutto dei commercialisti che sono alle prese con questi documenti, decreti da spulciare, e sicuramente saranno state animate le notti di Alberto Maria Camilotti, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, che è qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. E credo che la stessa cosa si possa dire anche per Enrico Macor, presidente del Consiglio Provinciale di Consulenti del Lavoro di Udine. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ci affidiamo a voi perché, come detto, il decreto sostegni bis e anche il decreto sostegni 1 sono un mare magnum dove si trova dentro un po' di tutto. Agli esperti chiediamo questa sera di darci una mano per entrare nel dettaglio, per capire quali sono le norme, le novità, le conferme rispetto al primo decreto sostegni. Prima però in questo servizio, in questa scheda, cerchiamo di fare un po' un quadro di quello che è questo documento. Vediamo. Ci sono la bellezza di 40 miliardi di euro nel decreto sostegni bis varato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Premier Mario Draghi e del Ministro dell'Economia Daniele Franco, che definisce ulteriori misure connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee d'azione: sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi, accesso al credito e liquidità delle imprese, tutela della salute, lavoro e politiche sociali, sostegno agli enti territoriali, giovani, scuola e ricerca, misure di carattere settoriale. Nel dettaglio si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto pari a 15 miliardi per i soggetti titolari di partita IVA che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020. Una seconda componente è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. La terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. Per il sostegno all'economia e l'abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previsti ulteriori misure: 1,8 miliardi per il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo da gennaio a maggio 2021, 600 milioni per l'esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, la proroga fino al 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici, 1,6 miliardi per il fondo per l'internazionalizzazione delle imprese, 100 milioni per il fondo per gli operatori del turismo invernale, 120 milioni per il fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici, 100 milioni per la creazione del nuovo fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse e la proroga di altri 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell'Agenzia della Riscossione. Infine il rinvio a gennaio 2022 dell'entrata in vigore della cosiddetta plastic tax. Il governo Draghi inoltre stanzia circa 9 miliardi per garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese. Il decreto stanzia anche 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti inoltre interventi per ridurre le liste d'attesa e l'accesso alle prestazioni sanitarie e per l'erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventi e complicanze da Covid. 4,2 miliardi vengono stanziati per il proseguimento delle azioni a tutela dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie.
1,9 miliardi vengono destinati al sostegno degli enti territoriali e altri 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. Per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale viene creato il Fondo Ricerca per l'Italia, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni a decorrere dal 2022. Infine, ulteriori risorse sono state stanziate per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, come tessile e moda, quello dei trasporti, della cultura, dello spettacolo e dell'agricoltura. Ecco, questa era la cornice del decreto sostegni bis, ci sono veramente tante risorse, bisognerà saperle utilizzare bene e saperle anche andare a intercettare. Allora vi chiedo innanzitutto, partendo da Camillotti, un commento su questo decreto sostegni bis intanto. Beh, buonasera intanto. Allora, parliamo di un decreto legge per cui stiamo parlando di una norma che abbiamo visto con i nostri occhi 2 giorni fa e che per i prossimi 60 giorni sarà oggetto di un iter parlamentare, di movimenti politici che andranno a scrivere, togliere, mettere, aggiungere, quindi come premessa diciamo che tutto quello che raccontiamo oggi all'80% potrà essere definitivo, ma sarà sicuramente soggetto a cambiamento. Come commento parto dai numeri che avete evidenziato nel servizio. Se la manovra complessiva è di 40 miliardi, 15 sono dedicati al contributo a fondo perduto, quindi a ristorare gli imprenditori e i professionisti che hanno subito una pesante decurtazione dei propri introiti derivanti da Covid, e 5 sono destinati alla tutela dei lavoratori dipendenti. Quindi per un totale di 20 su 40 sono sicuramente spesa pura che non copre e non va a guardare a investimenti futuri. Con questo non voglio dire che ciò sia negativo, anzi, però non è una manovra di nuovo di prospettiva, no? È una manovra che, ahimè, causa anche la terza ondata, ha visto necessariamente il governo dover intervenire per porre rimedio a un problema serio che è quello di chi ha problemi a portare... È un argine, un tampone, diciamo, per fermare questa marea intanto, però è anche vero, come diceva lei, che già metà delle risorse stanziate se ne va per questo. Esattamente. Se consideriamo che la restante parte dei 20 miliardi sono, ahimè, anche se la cifra è immensa, piccoli interventi su tante diverse aree, dalla sanità alla scuola, agli enti pubblici, come abbiamo visto nel servizio, anche qui capiamo che l'orizzonte volto a migliorare ciò che è migliorabile, dagli interventi sulle scuole, agli interventi sulla ricerca, poi ne vedremo altri, sono però sempre interventi che vanno a migliorare una situazione di fatto legata a situazioni specifiche, ripeto, scuola, sanità, quant'altro, ma non interventi che danno luogo a un futuro di espansione. Il problema nostro di questo Paese in questo momento, che è figlio della pandemia, è figlio della contrazione dovute alle restrizioni di carattere sanitario, sono i consumi interni. Come abbiamo detto più volte in questa trasmissione, il problema grave di questo Paese sono i consumi interni e la mancata propensione della gente che evidentemente in difficoltà economica non spende. Un po' in difficoltà economica, forse un po' anche impaurita, perché chi ha i soldi magari... Diciamo sì che ci sono le due facce. La psicologia ha giocato sicuramente, e a conferma di quello che dice lei, sono le relazioni di Banca d'Italia che dice che i risparmi degli italiani stanno crescendo, no? Quindi evidentemente c'è qualcuno che non spende perché ha paura, qualcuno che non spende perché non può spendere. Fatto sta che il nostro PIL, che è formato per gran parte di consumi interni e poi anche di esportazione, continua a soffrire. La cartina di tornasole di questo è che le aziende che sono votate all'export in questo momento stanno andando bene, cioè chi ha continuato a fare attività sui mercati internazionali, ma ahimè il piccolo bar sotto casa o ristorante non può fare attività internazionale, ecco, forse qualcosa per incentivare queste attività di prossimità legate ad una grande economia del nostro Paese, che è quella del turismo, forse qualcosa lì si poteva fare. Anche nel settore del turismo è stato fatto come aiuto, ma è stato fatto come aiuto a chi, a causa del mancato turismo dei mesi scorsi, è oggi in difficoltà. Speriamo che col recovery plan e quindi questa grande manovra espansiva sostenuta dall'Europa si possa finalmente capire che, se è vero come è vero che pre-pandemia il 12% del PIL della nostra nazione
era votato al turismo, è quella la prima grossa industria del nostro paese e quindi forse lì gli investimenti pubblici dovranno andare a essere pesanti, precisi, a rinnovare il nostro parco turistico in senso lato, dagli alberghi alle strutture ricettizie del mare e della montagna, dell'inverno e dell'estate. Ecco, questo potrà essere una manovra espansiva, ci auguriamo che in tal senso si possa intervenire in futuro per dire che stiamo progredendo. A oggi è ancora, inevitabilmente, non è una critica, una manovra tampone. Certo, Macor, lei è d'accordo e soprattutto Certo è vero che si è cercato d'accordo. di accontentare un pochino tutti, perché in effetti diciamo, i soldi vanno su tutti i settori, poi magari arrivano quelli che arrivano, sembrano tanti ma poi spezzettati. La problematica è certamente identica anche per il campo del lavoro, se andiamo ad esaminare, perché l'occupazione è chiaramente legata all'economia e al rendimento dell'attività. E quindi se, come diceva il dottor Camillotti, non si riesce a portare avanti sviluppo nelle attività, anche l'occupazione non può avere sviluppo. Gli interventi fatti con il decreto Sostegni bis in linea di massima sono fatti con politiche passive, non attive, e quindi questo non è molto favorevole, insomma, salvo un paio di casi che magari poi andiamo a osservare dopo. Ecco, era inevitabile però che si mettesse un argine, che si cercasse di aiutare chi è in difficoltà adesso, perché gli aiuti, come dire, servono neanche nell'immediato. Di questo, e poi cominceremo a entrare anche poi nel dettaglio di quelle che sono poi le misure, subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi perché ritorniamo a entrare nel dettaglio di questo decreto Sostegni bis, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai abbiamo visto nella prima parte il decreto Sostegni bis, adesso cominciamo a entrare anche nel dettaglio, naturalmente una grande parte riguarda il mondo del lavoro, il mondo dell'occupazione, questo naturalmente lo chiedo a Macor. Intanto cassa integrazione, quali sono le novità, che cosa cambia, e poi naturalmente collegato a questo c'è anche il blocco dei licenziamenti. Sappiamo che c'era in una prima bozza una proroga al 28 agosto che poi è stata cancellata, quindi di fatto le cose cambiano già dal 1° di luglio. Ecco, quali sono le novità su questi due fronti? Diciamo innanzitutto che cassa integrazione e blocco dei licenziamenti sono due argomenti molto legati, nel senso che parlando di blocco dei licenziamenti non è proprio così tout court questo blocco, perché ci sono delle limitazioni, quindi l'analisi deve essere un momentino diversa. Riguardo a cassa integrazione c'è una novità che viene introdotta dall'articolo 40, ma che appunto è legata anche al discorso e al continuo del divieto di licenziamento. Pertanto dovremmo esaminare singolarmente le varie situazioni per vedere quali sono gli sviluppi, perché praticamente il blocco dei licenziamenti è legato all'uso o meno della cassa integrazione. Facendo un punto, dobbiamo dire che la cassa integrazione in deroga, ossia quello che veniva usufruita diciamo, dal commercio e servizi con causale Covid, arriva fino al 31 dicembre del 2021 con il decreto legge 41 che aveva istituito le ulteriori 28 settimane alla copertura di queste. Con l'usufruzione di questa cassa integrazione permane il blocco dei licenziamenti, a meno che non ci siano determinate deroghe, tipo la chiusura dell'attività o licenziamenti. Per fare un esempio, dal Sì. 1° luglio chi è che può licenziare? Allora, possono licenziare coloro che non usufruiscono della cassa integrazione. Le grandi aziende? Le grandi aziende, sì, perché le grandi aziende se non usufruiscono della cassa integrazione. Certo. Ecco. Quindi se non usufruiscono possono licenziare. Non possono licenziare quelli che usufruiscono della cassa integrazione, quindi bisogna andare a vedere quali possono usufruire della cassa integrazione e chi meno. Tutta la deroga in linea di massima non permette il licenziamento. Il problema è che
se non viene fatta una ulteriore copertura per la cassa integrazione, potremmo esserci delle situazioni gravi, nel senso che il divieto di licenziamento non viene coperto dalla cassa integrazione. Ci sono delle differenze invece per quanto riguarda le piccole aziende invece, sì, dove il limite è spostato più in là. Allora, il limite viene spostato se dal 1° di luglio a tutta la durata della cassa integrazione e non oltre il 31 dicembre viene richiesta la cassa integrazione. Sì, per cui sono due strumenti che insomma vanno di pari passo, sì, e esatto, devono essere... diciamo che andrebbero analizzati appunto Poi ci sarà, ogni singolo... azienda diciamo ha la sua situazione, però... Perché, certamente, perché sono diverse a seconda del settore di attività, il numero del personale occupato, specialmente della categoria di attività che viene fatto, abbiamo un'applicazione diversa della cassa integrazione. Quanti sono i dipendenti che fanno il discrimine? Allora sono le aziende fino a 5 dipendenti, dicevamo, del commercio e dei servizi, sì, che sono quelle minori che possono accedere alla cassa integrazione in deroga. Dopo, poi vediamo, perché per esempio ci sono delle situazioni, adesso hanno introdotto appunto tipo il contratto di, l'articolo un attimo mi scusi. Intanto che lei lo cerca, Camilotti, Sì. sul fronte occupazione, chiedo comunque anche a lei Sì. un'opinione, ecco. Lì si giocherà molto sul fatto di chi preferirà magari accedere ancora un po' alla cassa e chi invece preferirà dire vabbè, adesso a questo punto il personale che è in esubero licenziamo, andiamo avanti. Questo è un tema però di programmazione legato molto al tipo di attività, no, che uno sta portando avanti, perché se da imprenditore sto svolgendo un'attività che prevede o ha una possibilità di ripresa, forse sono incentivato a stringere i denti, a mantenere la forza lavoro che, ricordiamo, molto spesso rappresenta il nucleo centrale dell'attività, no? Certo. Soprattutto nelle attività piccole della nostra regione, il capitale umano, che è giusto considerarlo capitale con la C maiuscola, è un bene prezioso per l'azienda, quindi l'imprenditore sa di doverselo tenere stretto. È evidente però che se non ho una prospettiva di continuità, quando questo blocco di licenziamenti esaurirà il proprio effetto giuridico, molto probabilmente qualcuno obtorto collo sarà costretto a... anche perché ricordiamo, come è stato ricordato anche nel vostro servizio, che questo decreto sostegni bis, come il decreto sostegni 1, ha la finalità di andare a mitigare quelli che sono i costi fissi delle imprese. Certo. Nelle piccole realtà i costi fissi sono due: la locazione degli immobili presso cui si svolge l'attività e il personale dipendente. Evidentemente se non ho prospettiva di ricavi disdico il contratto d'affitto e, ahimè, licenzio il dipendente. Ecco, visto che l'ha citato, andiamo subito sulla locazione degli immobili. Sì. Anche lì ci sono importanti sostegni e novità che erano attesi, ma che insomma... Sì, di fatto abbiamo una continuità di quello che era già accaduto. Il bonus per le locazioni degli immobili adibiti ad attività imprenditoriale, che sia commerciale, che sia di lavoro autonomo, che sia artigianale, sarà consentito ottenere un contributo pari al 60% dei canoni di locazione pagati anche a gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, quindi con un'estensione temporale di 5 mesi rispetto a quello che già prevedeva il vecchio decreto sostegni, con la condizione però che ci sia un calo del fatturato di almeno il 30% considerato sulla media mensile mobile dell'esercizio precedente. Quindi con le stesse regole in cui eravamo abituati prima e chi ne ha già usufruito potrà continuare a usufruirle, e quindi se ho avuto questo calo importante che ormai è stato codificato in questo limite del 30%, potrò beneficiare di questo contributo che potrà essere speso direttamente in compensazione in F24 o ceduto al proprietario dei muri che mi concede in affitto l'immobile. Ricordiamo che come novità questo contributo spetta indipendentemente dal calo del fatturato per tutti coloro che hanno iniziato un'attività imprenditoriale nel corso del 2019, che ovviamente non hanno un orizzonte temporale di confronto, quindi chi ha cominciato ha in ogni caso diritto a questo. Questa è una misura importante però, insomma, sì, una buona boccata d'ossigeno.
Assolutamente, perché come dicevamo prima copre un costo fisso che banalmente corre a prescindere dal ricavo o da un ricavo che può essere zero o limitato. Seconda cosa da ricordare è che nella misura del 60% per quello che riguarda le locazioni dei muri, mentre nel limite del 30% per gli affitti di azienda, quindi anche questo caso è molto diffuso nelle realtà più piccoline forse ed è compensato da questo contributo. Ma Corra aveva ritrovato il punto? Sì, allora diciamo che ci sono tre articoli che vanno il 39, il 40 e il 41 che parlano dei contratti di lavoro. Partiamo dal contratto di espansione, che è quello più diciamo favorevole forse all'azienda, perché nell'ottica di uno sviluppo, specialmente per quello che parliamo della transizione digitale, può permettere all'azienda di rinnovare il personale che è in forza. Di fatto è uno scivolo, per far capire anche in maniera un po' più semplice, uno scivolo per i pensionamenti? Sì, esatto, parla proprio esattamente di uno scivolo per il personale che è vicino al pensionamento, quello circa a 5 anni, diciamo, e interviene appunto anticipando questa pensione a queste persone, a fronte però di un piano di nuove assunzioni che deve essere fatto. Quindi questo è interessante perché movimenta sia il parco dei lavoratori interessati, ma anche svecchia, adesso senza voler male a nessuno, ma in effetti c'è bisogno di forza fresca anche sì, dal punto di vista digitale, come diceva lei prima. A parte forza fresca, ma anche appunto un approccio diverso di tutte le persone. Naturalmente c'è la procedura di consultazione e via dicendo con tutte le sue caratteristiche, ma il succo del discorso è quello. Poi l'articolo 40 mi parla praticamente di un contratto di solidarietà, nel senso che possono essere ridotti gli orari di lavoro fino all'80% dell'orario aziendale e al 90% del singolo orario individuale, per una durata massima di 26 settimane, lavorano tutti, lavorano di meno. Le ore perse però vengono retribuite dall'INPS tramite integrazione salariale. Questo però riguarda solo le aziende che hanno avuto un calo di fatturato nel primo semestre del 2021 rispetto al 2019 di almeno il 50%. Okay. Invece abbiamo un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando parliamo del contratto di rioccupazione, sì, che è volto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori in stato di disoccupazione. Questo permette di entrare a queste persone in azienda, di fare un percorso di 6 mesi di formazione, con una formazione on the job, quindi sul lavoro, e dopo i 6 mesi, se si va d'accordo logicamente, perché possono esserci sempre quelle probabilità, si continua a tempo indeterminato. Per questi 6 mesi è previsto un incentivo che consiste in un esonero contributivo di 500 euro al mese, subordinato chiaramente all'autorizzazione della Commissione europea, perché noi siamo sì, come abbiamo detto, siamo ancora comunque in divenire. Esatto, questo è un po'... sulla carta per il momento. Sì, però a mio parere questa è un'ottima soluzione, nel senso che le aziende riescono ad avere un risparmio di contribuzione e avere manodopera che funziona. Potendola anche testare. Esattamente, perché insomma 6 mesi sono sufficienti per vedere se esattamente una persona vale o non vale. Sì, diciamo però anche che questo esonero viene ripreso, diciamo, se nel caso non sia riconfermato il rapporto di lavoro, quindi questo è il rischio eventuale a cui andiamo incontro. Perfetto, intanto la ringrazio, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi andiamo a toccare l'argomento del contributo a fondo perduto, che è quello che riguarda insomma una grande fetta di questo decreto sostegni bis. A tra poco.
Di nuovo insieme con Economai parliamo del decreto sostegni bis, 40 miliardi, 15 di contributi a fondo perduto per le imprese e per i professionisti. Di questo insomma, parliamo con il dottor Camilotti. Beh, insomma, come si diceva prima, la grande fetta è qui. Quali sono le novità, le conferme e le cose da tenere d'occhio su questo argomento? La grande fetta è qui, tant'è che vale 15 miliardi su 40. È un contributo che va a ristorare gli imprenditori che hanno avuto difficoltà economiche che si devono sostanziare in un calo di fatturato. È esattamente identico nelle condizioni base rispetto al decreto sostegni 1 e quindi al contributo a fondo perduto di cui al decreto 41. E sostanzialmente all'interno del decreto sostegni bis abbiamo una tripartizione di questo contributo. Abbiamo un contributo che definiamo automatico. Cosa significa? Che l'imprenditore che ha già fatto un'istanza che per inciso scade domani, quindi c'erano 60 giorni dal vecchio decreto, i 60 giorni scadono domani per fare l'istanza ancora del sostegni 1, chi ha fatto l'istanza del sostegni 1 e ha già ricevuto i denari sul proprio conto corrente, in automatico riceverà anche il sostegni bis in modo completamente automatico per la stessa cifra che ha già ricevuto con la prima istanza. Non deve fare nulla, non deve presentare istanze, non deve scegliere la modalità con la quale fruire questo contributo. Che ricordiamo, le modalità di fruizione sono due: diretta sul conto corrente o in compensazione in F24. E questa è la prima modalità, automatico, e il contribuente non fa nulla, fra un po' di giorni si vedrà accreditato la somma. Ricordiamo che questa somma era calcolata come? Innanzitutto c'era un requisito, bisognava avere un calo della media mensile dei propri ricavi pari al 30%. Se era soddisfatto il calo del 30%, sul delta differenziale di calo, quindi 100 meno 40, 60, sul 40 di calo si applicavano delle percentuali a seconda del proprio volume d'affari, e qui veniva la somma direttamente erogata. Lo stesso importo verrà erogato adesso. Secondo modo, ed è un modo alternativo rispetto al contributo precedente, che è identico nelle modalità di calcolo, ma differente rispetto al periodo di osservazione. Mentre col contributo automatico noi prendiamo a riferimento l'anno solare, 1-1-31-12, per calcolare la media di calo, con il modo alternativo prendiamo cosiddetto a riferimento il cosiddetto anno pandemico, ossia io devo fare una differenza per riscontrare se ho avuto il calo del 30% fra il mio fatturato 1-4-2019, 31-3-2020 rispetto all'1-4-20, 31-3-2021, quindi sposto di 3 mesi in avanti l'asse di osservazione. In questo caso, qualora io, eseguendo i calcoli col metodo alternativo, quindi prendendo l'anno pandemico e non l'anno solare, abbia un calo maggiore rispetto a quello che mi sarebbe aspettato col contributo automatico, devo in questo caso fare un'apposita istanza entro 60 giorni da ieri, in cui comunico all'Agenzia delle Entrate che in realtà il mio calo è superiore, quindi se ho già percepito prima mi viene dato qualcosa di più perché quindi ho sforato il mio calo. Si tratta quindi di mettersi a calcolare cosa conviene fare, se conviene riprendere di nuovo lo stesso, e stare fermi, somma, oppure se il danno è stato peggiore, diciamo, nell'anno pandemico, e quindi a quel punto lì si ha diritto a qualcosa in più della prima tranche. Ricordiamo che rispetto al primo automatico, in cui il contribuente non deve fare nulla, qui deve fare un'apposita istanza. Poi c'è un terzo metodo che è chiamato giornalisticamente in questi giorni il contributo a conguaglio. Che cosa accadrà? Ed è importante che abbiano inserito questo metodo a conguaglio. Accadrà che a seguito dell'emanazione di uno specifico decreto del MEF che deve ancora essere adottato, il contribuente, oltre a ricevere un conguaglio rispetto alla perdita di fatturato, riceverà un conguaglio anche rispetto alla perdita del suo utile netto, cioè all'ultima riga di bilancio, per intenderci. E come verrà calcolata questa? Ci sarà un decreto che stabilirà una percentuale di scostamento entro la quale il contribuente avrà diritto al contributo. Una volta determinato che se io ho perso almeno il 10% del mio utile mi spetta questo contributo, vado a vedere quanto è questo 10% in termini assoluti, e su questo nuovo valore di perdita assoluta del mio reddito calcolerò anche qui una nuova percentuale in base alla quale verrò ristorato. Quindi
Col metodo a conguaglio io, oltre a ottenere un ristorno sul calo del mio fatturato, otterrò un ristorno anche sul calo del mio reddito netto, ultima riga di bilancio. Si aggiunge a tutta queste tre modalità una modalità parallela che possiamo chiamare un quarto tipo di contributo, che è quello dei nuovi beneficiari, ossia chi fino ad oggi non ha ricevuto niente, sostegni 1, bis, ristori precedenti, potrà, facendo un periodo di osservazione sul cosiddetto anno pandemico, quindi spostato marzo su aprile, fare un calcolo e capire se ha una perdita di almeno il 30%. Se ha questa perdita almeno il 30%, con le stesse metodologie di calcolo dette prima, applicherà però delle percentuali contributive più alte, mentre col sostegni 1 e il sostegni bis abbiamo percentuali del 60, 50, 40, 30% a seconda degli scaglioni di fatturato. Qui abbiamo degli scaglioni più alti, 90, 80, 70, perché evidentemente questa modalità alternativa tiene conto della somma dei due precedenti, certo. Quindi se uno non ha preso niente prima, adesso ottiene una sola volta ma un po' di più. Certo. Questo è lo scenario, spero di averlo rappresentato correttamente. Ecco, direi sì, perfettamente. Macor, per quanto riguarda la decontribuzione, anche lì ci sono delle novità. Sì, settore turismo e stabilimenti termali hanno diritto a un esonero che è commisurato alle ore di cassa integrazione che sono state fruite nei primi 3 mesi dell'anno scorso, nella misura del doppio delle ore. Naturalmente in questo caso permane il divieto di licenziamento e con la pena di eventualmente revoca retroattiva dell'esonero già concesso. L'esonero è anche in questo caso subordinato all'approvazione della Commissione europea. Esonero di contribuzione abbiamo anche per l'agricoltura, se ne parla anche in quel senso, esoneri, come dicevamo, nell'applicazione dei nuovi contratti che abbiamo indicato, di cui ho parlato prima. Sì. Inoltre, sì, tipo il contratto quella tipologia di contratto di solidarietà che prevede l'integrazione salariale e l'esonero del contributo addizionale. Vediamo con Camilotti anche per quanto riguarda invece le novità sulla moratoria del credito. Ecco, sì. Ci sono delle novità, ci sono anche delle conferme. Sono sostanzialmente delle conferme, come dice lei correttamente, scusate mi sono perso fra gli appunti. E intanto approfitto per ringraziare i due ospiti perché guardate che veramente il lavoro che fanno naturalmente per le loro attività sicuramente, ma anche che hanno fatto per noi in queste pochissime ore, hanno spulciato veramente articoli, decreti, quindi allora, è molto complicato e molto difficile. Soprattutto per l'intreccio delle norme, no? Che vanno esatto, esatto. Per esempio le casse integrazioni stiamo lavorando con le norme del decreto sostegni e i precedenti, quindi sì, è un groviglio. Il blocco dei licenziamenti è valido per le norme precedenti fino al 30 di giugno e poi interviene il decreto sostegni bis che ne modifica le cose per successivamente, da 1° di luglio, quindi la ricostruzione non è così facile. Non è semplice, insomma, veniamo alla moratoria del credito. La moratoria del credito è importante e va evidenziata innanzitutto una cosa, che non è una moratoria automatica, ma che il contribuente deve attivarsi con l'istituto di credito e l'attivazione deve essere fatta entro il 15 giugno 2021, quindi abbiamo 20 giorni da oggi. Infatti non c'è tanto tempo. Questo è una cosa importante da sottolineare. Non c'è una novità grossa, perché viene ripreso integralmente l'articolo 56 del vecchio decreto Cura Italia, che è uno dei primi che sono stati emessi in occasione della diffusione della pandemia. In buona sostanza che cosa permette questa moratoria? Permette di spostare in avanti la palla fino al 31/12/2021, avanzando all'istituto di credito finanziatore una richiesta di moratoria che riguarderà esclusivamente le quote capitali, quindi il soggetto contribuente sarà obbligato a pagare la quota interesse ripresa nelle varie rate. E che cosa potrà essere, su cosa potrà essere richiesta la moratoria? Sì. Su 3 fattispecie fondamentalmente. 1,
potrà essere chiesta la proroga dei fidi a revoca, quindi io avevo un fido in scadenza il 31 maggio, chiedo la proroga e fino al 31/12 la banca non potrà revocarmi questo fido. La seconda possibilità è quella dei finanziamenti classici, quindi quelli rateali, il classico mutuo con la quota capitale e la quota interessi, ma è stata inserita, perché nella prima scrittura del decreto questa cosa non c'era, è stata prevista la possibilità di chiedere la moratoria anche per quei finanziamenti cosiddetti bullet, cioè che vengono rimborsati con un'unica rata. Io chiedo in prestito 30.000 euro oggi, non devo rimborsare ratealmente, ma fra 36 mesi rimborso tutto il capitale. Anche questi finanziamenti che in una prima istanza erano rimasti fuori sono rientrati fra quelli su cui può essere concessa la proroga. Quindi le cose da ricordare sono 15 giugno, solo quota capitale, interessi va pagato e qualsiasi fattispecie di finanziamento, quindi mutuo, leasing, rimborso in un'unica soluzione, ma anche fidi a revoca. Ecco, anche su questo, insomma, è una misura importante, insomma, che sia stata confermata, ma insomma era quasi scontato, voglio dire. Era quasi scontata, qui il problema non ce l'ha tanto l'impresa, ma ce l'ha il mondo del credito, perché effettivamente continua a spostare in avanti la capacità di tornare in possesso di ciò che ha prestato, no? Quindi sui bilanci delle banche che ahimè sono fatti non solo di impieghi ma anche di fonti di finanziamento che devono tenere un equilibrio corretto fra quello che erogano e quello che devono tenere come patrimonio di vigilanza, questo comincia a essere un problema, perché i numeri cominciano a essere impegnativi e molto grandi. Noi ci fermiamo per l'ultima pubblicità, poi ritorniamo insieme ai nostri ospiti a parlare del decreto sostegni bis. A tra poco. Ultima parte di Economai, parliamo di lavoro, parliamo anche di indennità, di bonus, di sostegni ai lavoratori, Macor. Sì, certamente. Allora cominciamo a considerare che ci sono state ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza, perché sono riconosciute ulteriori 4 quote per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 da richiedere su domanda. Le regole sono sempre le stesse come le precedenti, quindi ISEE meno di 15.000 euro, proprietà mobiliare inferiore a 10.000, poi dipende dalla situazione familiare per gli aumenti e via dicendo. A chi andranno questi bonus e di quanto saranno? I bonus saranno da 1.200 a 1.400 euro mensili e chiaramente percettori di reddito di emergenza che erano già in essere, che avevano già presentato. Sì, ci sono dei settori, insomma, particolari. Ecco, poi è stato introdotto un ulteriore, un reddito di ultima istanza per i professionisti con disabilità, con un bonus di 1.000 euro, che è compatibile con tutte le prestazioni corrisposte dagli enti privati ed è sempre richiedibile entro il 31 luglio del 2021. Vorrei ricordare anche che per i lavoratori che percepiscono la NASPI è stato sospeso ulteriormente fino al 31/12/2021 la riduzione dell'importo che avverrebbe dopo il 4º mese di percezione e invece rimane per intero. Sussidio per agricoltura, pesca e settore agrituristico per gli operai agricoli a tempo determinato, che chiaramente non devono essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, escluso il lavoro intermittente, senza disponibilità però, quindi non devono aver fatto la disponibilità. Non devono avere trattamenti pensionistici, perché altrimenti i collaboratori... Prego? Sì, altrimenti non hanno diritto. Sì, non hanno diritto. Anche ai collaboratori sportivi viene erogata un'indennità. I collaboratori sportivi sono quelli che vengono impiegati con rapporti di collaborazione vera e propria, ma c'è una scaletta riguardo ai redditi prodotti nell'anno 2019 che determina degli importi di corrisponsione che vanno dalle 800 euro alle 2.400 a seconda del reddito percepito.
Chiaramente devono esserci contratti di collaborazione validi al 31 dicembre 2020, altrimenti non potrebbero essere consegnati, e non devono avere altri redditi rispetto a quello sportivo. Dunque l'indennità poi ai lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo sono 1.600 euro che vengono corrisposte. Ecco, anche qui si è cercato un po' di accontentare, diciamo, un po' sì, tutte esattamente, le categorie. come diceva prima Camilotti, sì, un po' si per è tutti, distribuito un pochino ma a tutti il discorso. Allora io vi faccio sentire adesso alcune parole del Premier Draghi, proprio in occasione della presentazione del decreto Sostegni bis, fa delle considerazioni oltre a presentare il decreto, sentiamole. Ci aspettiamo ora che la nostra economia abbia un rimbalzo già in questo trimestre, quindi le cifre di crescita di quest'anno probabilmente saranno riviste al rialzo e altrettanto si pensa faranno gli altri paesi europei. Ma due osservazioni. La prima è che è presto per poter parlare di crescita sostenuta. Ci sarà un rimbalzo, ma questa crescita, per diventare sostenuta, per affermarsi nel tempo, avrà bisogno del PNRR, cioè di quello sforzo di investimenti e di riforme strutturali che sono descritte e contenute nel piano. Seconda osservazione. Vediamo in questo periodo da un po' l'aumentare dei prezzi e vediamo tassi di inflazione che per certi comparti aumentano rapidamente. La convinzione degli economisti, in particolare il capo economista della BCE, che dice che questi saranno dei rimbalzi di prezzi temporanei. Perché? Perché ancora vediamo tanta disoccupazione, vediamo che la domanda per ora è ancora bassa e vediamo che i salari non hanno una dinamica da far pensare all'inflazione. Ecco, questo all'inflazione che richieda dei provvedimenti correttivi, di natura monetaria correttivi. Il decreto di oggi sono circa 40 miliardi, di cui 17 vanno per sostegno alle imprese e professioni, 9 vanno di nuovo alle imprese per aiuti sul credito e sulla liquidità. 4 vanno ai lavoratori e alle fasce in difficoltà, in parte per supplire la continua situazione di emergenza in cui si trovano le fasce più deboli, in parte per accompagnare i lavoratori in un processo dei prossimi mesi che sarà complicato, quindi il Ministro Orlando poi spiegherà meglio questo, ma insomma bisognava attrezzarsi ad affrontare questa congiuntura che è positiva ma è difficile nello stesso tempo. Infine, quali sono le novità del decreto rispetto al passato? Per la prima volta, accanto al criterio del fatturato, si usa anche il criterio dell'utile, che ovviamente è un criterio molto più giusto. Il problema è che ci vuole tempo per poter distribuire i sussidi o i sostegni sulla base dell'utile, perché per accertare l'utile ci vuole più tempo. Comunque intanto si fanno tutte e due le cose ora. E la seconda questione, la seconda novità, è l'arco temporale che ora abbraccia il decreto con i sostegni, quindi sono 370.000 nuove partite IVA che vengono incluse nel programma di sostegno. C'è poi un altro provvedimento molto importante per favorire la ricapitalizzazione delle imprese, cioè favorire la decisione dell'imprenditore a mettere più capitale nelle imprese. Ecco, allora, insomma, considerazioni che più o meno avevamo già fatto, insomma, che dimostra quella che è la ratio di questo provvedimento, Camilotti. Sì, il fatto che sia un provvedimento di sostegno è evidente, si chiama anche così, omen omen. Anche Draghi ha rimandato al PNRR, insomma, certo, come dire, lì metteremo le mani prima, sul futuro. Certo, c'è bisogno di una spinta, c'è bisogno di una manovra espansiva, questa manovra espansiva arriverà necessariamente con i soldi della Comunità Europea, quindi lì ci troveremo probabilmente di nuovo magari su questi teleschermi a parlare di che cosa potrà arrivare con le manovre espansive future. Se vogliamo completare però quel che riguarda il decreto sostegni, dando ancora qualche flash di novità rispetto a quello che ha introdotto il decreto sostegni, una norma nuova che può in qualche modo, questa sì, dare slancio a compravendite di immobili è quella dedicata al bonus prima casa per gli under 36. Questa è una norma importante introdotta
appunto col decreto di ieri l'altro, e prevede che tutti i giovani che abbiano un'età anagrafica inferiore ai 36 anni e che abbiano un ISEE inferiore ai 40.000 euro possano beneficiare di un'esenzione totale delle imposte d'atto per il trasferimento degli immobili adibiti ad prima casa. Quindi, quando io acquisto un immobile di prima casa, applico un'imposta di registro del 2%, oppure se compro da costruttore applico un'imposta IVA del 4% e applico delle imposte fisse per il trasferimento e per l'annotazione in catasto, quindi le ipotecarie e le catastali. Inoltre, molto spesso quando compro la prima casa sottoscrivo anche un contratto di mutuo e anche le imposte sostitutive legate ai movimenti finanziari sono state sospese. Quindi un incentivo ai giovani a cercare di comprare casa togliendo su una casa che possa costare fra i 100 e i 150.000 euro il 2% o il 4% significa dai 2 ai 4.000 euro di beneficio, che probabilmente uno si compra la camera da letto, non lo so. Non fanno decidere se acquistare o meno certo, la casa, ma danno segnale. sicuramente un aiuto a questa iniziativa. Alcune novità che riguardano di nuovo il mondo delle imprese. Sono stati stanziati dei fondi a favore dei comuni affinché i comuni stessi possano provvedere a abbassare o togliere in qualche modo sia la prima rata dell'IMU, dell'imposta municipale sugli immobili, a destinazione lavorativa evidentemente, e anche una riduzione importante di quel che riguarda la Tari, che è la tassa sui rifiuti, no? Pagata per lo smaltimento dei rifiuti stesso. Quindi ci aspettiamo che i comuni che hanno questa dotazione di 600 milioni possano poi riversare quello che ricevono dallo Stato chiedendo una tariffa inferiore. Un'altra cosa importante e riguarda sempre il mondo delle imprese, la possibilità di compensare i crediti fiscali all'interno del modello F24. Fino a oggi e a regime c'è un limite massimo pari a 700.000 euro, scusate, per impresa al fine di limitare la compensazione. Questa compensazione è stata estesa fino a 2 milioni per singola impresa. Questo evidentemente sblocca una marea di crediti fiscali che l'imprenditore ha nei confronti dell'amministrazione finanziaria e che in alternativa alla compensazione prima avrebbe solo potuto chiedere a rimborso con tempi biblici per riavere questo denaro. In realtà aumentando da 700 a 2.000 la possibilità di compensare 700.000 euro, a 2 milioni di euro evidentemente, si crea un flusso di denaro che auspicabilmente venga poi impiegato per altre forme di pagamento. Inoltre c'è un blocco, il cosiddetto blocco delle cartelle esattoriali, che era stato previsto fino al 31 maggio e oggi viene spostato in avanti di 2 mesi e che è relativo a tutte quelle cartelle esattoriali che sono figlie di provvedimenti di accertamento, quindi quando ormai è divenuto definitivo il fatto che il contribuente debba qualcosa all'erario. Ricordiamo che la cartella esattoriale nasce solo a seguito di provvedimenti dell'amministrazione finanziaria in caso di accertamento, quindi non è derivante da un tributo proprio per le tasse o per le imposte dell'anno in corso, ok? C'è un blocco relativamente a queste cartelle esattoriali portato in avanti di 2 mesi. L'ultima cosa che va detta è relativo al credito d'imposta per la sanificazione ed è dedicata agli operatori commerciali, industriali, artigianali o professionisti. È previsto un contributo pari al 30% per tutte le imprese e i professionisti che spendano in sanificazione ambiente, somministrazione tamponi ai propri dipendenti, acquisto di dispositivi di protezione individuale, acquisto di qualsiasi altro bene o servizio che possa aiutare il contenimento della pandemia. Questo è un contributo direttamente spendibile in compensazione col modello F24 pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Chiarissimo, Macor, chiudiamo con lei per un commento finale. Insomma, questo decreto ci salverà la vita nel breve, abbiamo capito, poi ci sarà bisogno di qualcos'altro però nel lungo periodo. Certamente, perché a prescindere dal fatto che più o meno è un copia e incolla dai decreti precedenti, perché non siamo andati lontani da questo, ma come dicevo prima, specialmente le piccole aziende hanno bisogno di una spinta non fatta solo di rimborsi. Il fatto di dare un sostegno una tantum così o un'erogazione in questa maniera fa sì che le persone si fermino, non si attivino.
Invece noi abbiamo bisogno che sia le aziende siano attivate, ma anche i lavoratori devono essere spinti. Insomma, servirà una spinta ulteriore. Io ringrazio tantissimo Enrico Macore e Alberto Maria Camilotti per essere stati con noi, anche per il lavoro che hanno fatto e per le spiegazioni puntuali che hanno dato anche ai nostri telespettatori. Grazie a Simone Caramaschi e a Chiara Miscoria in regia. Finisce qui questa puntata di Economai. L'appuntamento è a giovedì prossimo. Buona serata.